Buongiorno e benvenuti a tutti. Porgo un sincero saluto e ringraziamento alle autorità politiche, militari, religiose e ai cittadini qui presenti, nel condividere con noi una giornata molto importante per tutta la nostra comunità. Tutti voi mi permetterete però di porgere un particolare saluto a Sua Altezza Serenissima, il Principe di Monaco, che tutti noi ringraziamo per la sua presenza qui a Dolciacqua. Serenissima, a nome del Comune di Dolciacqua e di tutta la comunità, ho l'onore di porgere a Vostra Altezza Serenissima un cordiale saluto ed esprimere un vivo e sentito ringraziamento per il suo ritorno nel nostro piccolo comune. Ritorno che ci lusinga e che rappresenta un alto momento storico per la nostra comunità. Sicuro che l'effetto e il calore che i miei concittadini le hanno spontaneamente dimostrato in occasione della prima visita nel settembre 2013 ed in quella di oggi testimoniano come il legame e gli affetti tra la comunità di Dolciacqua e la famiglia Grimaldi siano profondi e sinceri. Sentimenti sinceri come sincero è stato il discorso che ha fatto la Signoria Vostra 2 anni fa, nel quale aveva condiviso e accolto la nostra richiesta di poter insieme sviluppare con Monaco un rapporto turistico ed economico. Confermando questo impegno, lei si è fatto immediatamente promotore per l'ottenimento di un importante contributo da parte del governo di Monaco, attraverso il consigliere per l'interno Patrizio Cellario, che oggi è qui presente e ringrazio, un contributo importante per la costruzione della pista ciclabile, che oggi insieme abbiamo inaugurato e per il quale le saremo sempre riconoscenti. Riconoscimento che va al di là del valore economico ricevuto, ma dell'importante significato che esso rappresenta, un significato di vicinanza e di sostegno, che ci ha prima sorpreso, poi emozionati e infine reso orgogliosi. Ed è anche per questo motivo che abbiamo voluto sottolineare questo rapporto di stima reciproca e di amicizia, moltiplicando la presenza dello stemma col doppio simbolo dei Doria e dei Grimaldi nelle nostre vie e nelle nostre piazze. Nell'aver affisso la targa a ricordo del primo incontro storico del 2013 ed infine realizzando all'interno di queste mura un piccolo museo che racconterà il periodo storico che ha legato la famiglia Grimaldi dei Doria ed in modo particolare a Dolciacqua. E non ultimo il nostro impegno in prima persona nel sostenere l'iniziativa del sindaco di Mentone, il deputato Jean-Claude Gribal, qui presente che saluto, per la creazione della fondazione dei siti storici Grimaldi, facendoci promotori in prima persona verso gli 11 comuni italiani che potenzialmente potrebbero farne parte, e di cui oggi sono qui presenti una rappresentanza, con i sindaci dei comuni di Ventimiglia, Campagna, Bardi e Compiano, e che ringrazio per essere qui con noi. Vorrei però condividere con Vostra Altezza Serenissima e con i presenti un suggestivo significato politico che vorrei dare a questo nuovo percorso ciclopedonale, che nel prossimo futuro ci collegherà al mare e che ci auguriamo presto possa proseguire e raggiungere la vicina Francia. Una circostanza suggestiva e politicamente significativa in un periodo che stiamo vivendo, in cui le frontiere si chiudono e si aprono con il coincidere delle drammatiche vicende della cronaca contemporanea. Un messaggio di sinergia e di coscienza in questa Europa che sembra scollarsi dopo i colpi di crisi ricorrenti e di diversa natura. Concludo sentendomi giustamente in obbligo di ringraziare la Regione Liguria che ci ha concesso il principale finanziamento per la realizzazione della pista ciclabile, il mio vice sindaco Fabio Sbracci che 9 anni fa ebbe l'idea di progettarla e la forza di sostenerla fino alla realizzazione. Tutti i cittadini volontari che si sono prestati in queste settimane nel realizzare i necessari interventi di opere di sistemazione e la Confederazione Italiana Agricoltori che con i suoi associati e i nostri ristoratori hanno organizzato questa giornata. Vorrei inoltre, Altezza Serenissima, ringraziare in modo particolare i suoi collaboratori con i quali in questi anni abbiamo avuto rapporti diretti, cortesi e collaborativi. Ed infine un ringraziamento personale all'Altezza Serenissima perché in questi 2 anni ha voluto condividere con me momenti importanti sia istituzionali che familiari culminati nell'anno 2015 con i suoi primi 10 anni di regno, con la nascita dei 2 figli, i principi Jacques e Gabriella. Altezza Serenissima, nell'augurio che durante questa sua permanenza qui tra noi possa sentirsi un po' come a casa sua, la ringrazio nuovamente della sua presenza e le rinnovo un bentornato a Dolciacqua.
le maire de Dolceacqua, monsieur le député maire de Menton, cher Jean-Claude Guibal, président de l'association des sites historiques de la famille Grimaldi, mesdames et messieurs les maires des autres communes ici présentes, toutes les autorités italiennes, civiles, religieuses et militaires, Excellences, mesdames, messieurs, chers amis. Je vous remercie infiniment, monsieur le maire, de l'accueil si chaleureux qui m'a été une nouvelle fois réservé par votre belle commune de Dolceacqua. J'ai accepté, vous savez, bien volontiers, à la suite de ma première visite officielle, ici, le 17 septembre 2013, de me montrer attentif aux différents projets portés par votre mairie qui pourraient avoir un lien avec la principauté. C'est ainsi que mon gouvernement, à ma demande, a apporté une aide financière à la réalisation de la piste cyclable aménagée récemment en contrebas de ce village et que nous venons d'inaugurer. Cette infrastructure permettra aux cyclistes de notre région, bien sûr, les cyclistes de Monaco, j'espère, répondront à cet appel, de s'exercer dans des conditions plus agréables, dans un environnement adapté et sécurisé. La visite du château effectuée à l'instant m'a permis de constater les travaux que vous avez effectués et destinés à en faciliter l'accès par les visiteurs qui, j'espère, seront nombreux à le faire. Les dispositifs mis en place permettent maintenant de parcourir ce bâtiment historique plus commodément et de découvrir de manière plus complète ces différents aspects avec ces vues extraordinaires sur la ville et sur les environs. Je tiens à saluer la concrétisation de cette initiative destinée à valoriser le patrimoine de la commune et à attirer un nombre croissant de visiteurs. Elle permet de restaurer et de mieux présenter des vestiges historiques qui font la fierté de Dolceacqua. Elle assure également des retombées économiques par la valorisation de cette destination culturelle et l'accroissement du nombre de vos visiteurs accueillis chaque année. Come ho potuto rilevare durante la mia visita del 2013, mi sembra significativo notare come lo stemma che porta le insegne comuni di Doria e dei Grimaldi figuri in evidenza all'ingresso del centro storico di Dolceacqua. Il segno di una prossimità ritrovata fra le nostre collettività, anche se le relazioni familiari in passato non sono state piuttosto agitate. In questo stemma comune voglio vedere il simbolo dei nostri legami forti e rinnovati. Desidero che questa amicizia sincera e antica fra i monegaschi e gli abitanti di Dusaiga continui a svilupparsi. Invito i residenti del Principato a rendermi visita più numerosi per scoprire il vostro bel villaggio col suo centro storico così ben conservato. Ringrazio di nuovo il signor Sindaco, tutte le autorità presenti, gli abitanti di Dolceacqua per la cordialità e l'amicizia di questa accoglienza e per i momenti piacevoli in loro compagnia. Vi ringrazio. Come sempre, quando c'è uno scambio di regali, dobbiamo sempre pensare a cosa fare. Allora, anziché fare cose materiali, abbiamo pensato di fare delle cose un po' meno materiali, ma che siano goderecce. Quindi abbiamo pensato di fare doni, intanto di una bottiglia di Rossese di Dolceacqua, con l'etichetta che ricorda questa sua venuta, per la sua cantina, che sappiamo di essere molto, molto, molto valida. Questo è il ricordo da parte di tutti i produttori del seno. Questa è ancora più grande, ma non è per lei, questa è per la principessa. Questa è una bottiglia di Franciacorta di un produttore che è qui presente con noi ed è la même cuvée, la stessa cuvée delle bottiglie che vi abbiamo donato per la nascita dei principini, e abbiamo pensato di questo omaggio alla principessa con la speranza che la prossima volta possa accompagnarla qua.
anche da sola, però che possa venire a trovarci. Allora, l'associazione, Confederazione Italiana Agricoltori, scusate, abbiamo pensato di fare omaggio di tutti i prodotti del territorio nostro, non solo di Dolciaco ma tutti i comuni collegati al nostro territorio, in modo che possa assaporare non solo le bellezze storiche, culturali, ma anche quelle del palato e dei nostri prodotti agroalimentari. Quindi troverà olio, olive, formaggi, cioè, di tutto. È molto pesante, saranno contenti i suoi collaboratori a portarlo di sotto. Un piccolo ricordo a Messer Cellario, che è stato promotore per quanto riguarda il contributo. Sì, bene. Ancora una piccola sorpresa, Altezza. Ancora una piccola sorpresa. Qua a Dolciaco abbiamo avuto da pochi mesi la fortuna di avere un famoso artista, un pittore, che ha scelto di Dolciaco per aprire un suo atelier. E siccome lui pittura, disegna, utilizza nei suoi quadri tutto il materiale che raccoglie dal mare, quindi la plastica, i pezzi, e quindi sappiamo che lei è amante dell'ambiente, questa cosa ci è piaciuta molto. Inoltre una grande particolarità, disegna solo pesci, e siccome lei è del segno dei pesci, ci è venuto naturale fargli fare questo omaggio da questo grande artista. Grazie. Adesso faremo solo un paio di foto, poi sarà aperto il buffet.